Io conosco il villaggio San Marco dal 1955 perché ci abitava mia nonna, abitava qua in Piazza Canova, dunque io lo frequentavo quando ero più ragazzina e ho conosciuto tanti ragazzi della mia età, dunque giocavamo assieme, si andava fuori assieme. Poi ci sono venuta ad abitare quando mi sono sposata nel 63 e allora le cose erano cambiate perché non avevo più amiche, ho dovuto rifarmele le amiche, perché loro si erano sposate e erano andate via. Io sinceramente le prime volte mi vergognavo di dire villaggio San Marco e dicevo io abito nel viale San Marco e veramente io abito all'inizio e non abito nel villaggio, però anche quando scrivevi sulle lettere, cartoline, dicevi villaggio San Marco, aveva una brutta nomina perché c'era di tutto. Io lo sbaglio che hanno fatto, secondo il mio punto di vista, è quello di aver messo troppa gente che non faceva la bella vita con gente che invece era sana. E allora quella sana si sentiva un po' tagliata fuori. Ho abitato sempre a Mestre, ho abitato nella zona di Via Piave, nelle case di ferrovieri, sono figlia di un ferroviere e mi sono trovata per motivi di famiglia, di lavoro, a venire ad abitare qui appunto nel 1968, ho detto, perché appunto mia figlia aveva 5 anni. C'erano molte storie di vissuto familiare traumatiche, c'era una situazione non molto allegra qui si viveva, insomma il disagio era grande nelle famiglie, c'erano famiglie dove numerosissime, c'erano uomini che bevevano, alcolisti, famiglie dove l'alcol, cioè si viveva una situazione molto difficile. In quegli anni l'intervento di assistenti sociali, le prime assistenti sociali che hanno dovuto proprio lavorare su questo, è stato faticosissimo. Ho cominciato a conoscere meglio l'ambiente quando ho cominciato a portare all'asilo i miei bambini. E là ho conosciuto anche altre donne e con loro ho cominciato a fare altre esperienze. Ci raccontavamo com'era l'aggregazione tra donne. Allora, tra giovani ci potevamo trovare, le persone di una certa età chiudevano le porte, non si entrava proprio, perché loro avevano un'altra mentalità. Sembrava che tu andassi a spiare a casa sua e se avevano un problema non è che parlavano, te lo dicevano, ti accorgevi perché vedevi magari il ragazzo che non frequentava buone compagnie, allora cercavi di parlare assieme a loro, ma proprio non stavano a sentire niente loro, perché dicevano che poi tu entravi nella loro casa e non volevano farti sapere le cose com'erano. Erano tutti veneziani, isolani, provenivano dalle isole, Pellestrina, di Murano, anche da Marghera, ecco. Ma più, ecco, io ho conosciuto più proprio chi mi viveva attorno, erano tutti veneziani che, ripeto, questa è la mia esperienza personale, loro vivevano strettamente tra di loro, avevano formato proprio come un gruppo che si faceva fatica ad entrare. Chi cuciva, chi faceva le perle, chi preparava da mangiare, si sedevano fuori, si raccontavano e loro stavano bene, cioè avevano ripreso le usanze di Venezia e poi da una finestra all'altra si raccontavano, si dicevano, cioè è una cosa è bella così, non c'era separazione, l'unica separazione c'era tra Venezia, cioè i veneziani e i mestrini, e loro non ci accettavano, ecco.
L'indole interna, no? Il fatto di essere veneziani andava un po' a dire male di Mestre.